moglie 77enne inferma riducendola in fin di vita, poi si è costituito ai carabinieri. L'uomo 74 anni è accusato di tentato omicidio aggravato, è accaduto a Maser. Una tragedia della disperazione, dice la sindaca. La donna dimessa da poco dall'ospedale era gravemente malata, il marito non riusciva ad accettare la situazione ed aveva chiesto l'assistenza domiciliare. Attimi di tensione ieri sera davanti alla stazione delle Corriere di Treviso, protagoniste le bande di giovani che arrivano ogni sabato pomeriggio in città. Pare che stavolta la lite sia scoppiata tra due ragazzine, immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Si è presentato in ospedale a Conegliano con un coltello nascosto nella manica della felpa. Denunciato 17enne si è giustificato dicendo che era andato a vedere come stavano degli amici coinvolti in una rissa. Spaccano la finestra della casa a fianco e poi cercano di sfondare un muro per entrare nella tabaccheria di messa in fuga dall'arrivo dei carabinieri. È la seconda volta in meno di 2 mesi. Una bomba d'acqua si è abbattuta tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri sulla Marca, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco. Continuano a Riese le manifestazioni in attesa della Peregrinatio Corporis di Papa Pio X. Oggi inaugurato il monumento al patriarca Monico, che diede al giovane Giuseppe Sarto la borsa di studio per entrare in seminario. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca: in apertura ha coltellato la moglie inferma ferendola gravemente, poi si è costituito ai carabinieri. L'uomo è ora accusato di tentato omicidio aggravato, è accaduto a Maser. Colpita con un fendente al torace, la donna, 77 anni, residente in via Ermenegildo Metti a Maser, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso in fin di vita. Il marito si è costituito ai carabinieri: ho ucciso mia moglie. L'uomo, 74 anni, pensava fosse morta. Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato la donna in gravissime condizioni. Poco lontano il coltello utilizzato, l'arma è stata posta sotto sequestro. Una tragedia nella tragedia. Da poco l'anziana era stata dimessa dall'ospedale di Montebelluna dopo un ricovero di oltre 2 mesi per un ictus che l'aveva lasciata in uno stato quasi vegetativo. Forse il dramma di non riuscire a sopportare di vederla così, di non riuscire ad accudirla. Queste potrebbero essere alcune delle motivazioni che hanno armato la mano del marito. Una vicenda che ha scosso il paese, cittadini che non riescono a capacitarsi di quanto accaduto. Una famiglia tranquilla, dicono. Lui metalmeccanico, lei parrucchiera, persone conosciute e stimate dalla comunità. Mi sono venuti i brividi. Non deve succedere. È accaduto in tarda mattinata, quando il silenzio del paese è stato rotto dalle sirene dei soccorsi. Abbiamo visto l'elicottero, l'ambulanza, carabinieri. L'incredulità del paese di fronte a questa tragedia. Un residente ci dice: è un bravo uomo. Non credo, non ci credo, mi credi che non ci credo? Perché noi siamo qua, ci conosciamo, ma è un bravo uomo, non può aver ucciso la moglie, non può aver tentato di ucciderla. L'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio aggravato. Nelle prossime ore sarà trasferito al carcere di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. È un paese dunque attonito, sotto shock Maser per quanto accaduto. La sindaca Claudia Benedos questa mattina si è recata subito sul posto ed ha incontrato la figlia della coppia. Abbiamo appreso cosa è successo e la posso definire una tragedia della disperazione. Un dramma che si è consumato già qualche tempo fa, quando la moglie è stata colpita dall'ictus. Poi i giorni in ospedale, i ricoveri, la vita stravolta in maniera irreversibile. Dimessa in una situazione, mi dicono, di quasi stato vegetativo, non parlava, è alimentata artificialmente, PEG, tracheostomia. E la figlia mi ha detto che l'avrebbe presa, cioè mi ha raccontato, perché quando mi sono recata lì a mezzogiorno ho incontrato appunto la figlia che non conoscevo e mi ha spiegato della mamma in questa situazione grave. La famiglia aveva chiesto al comune di attivare solo il servizio domiciliare. Qualcosa però è scattato nelle ultime ore e la disperazione ha preso il sopravvento. Posso parlare anche per esperienza personale. Io ho un fratello che da 20 anni è in stato vegetativo. Aveva 29 anni, ha fatto un incidente stradale, lo assistiamo H24 e capisco cosa vuol dire.
Se non hai una rete, se non hai qualcuno che ti aiuta, un'organizzazione, disponibilità finanziarie, non ce la fai, non ce la fai. In paese forse il marito aveva parlato di quella situazione difficile da sostenere, ma nessuno avrebbe mai pensato ad un epilogo così violento e tragico. Una famiglia, dice il sindaco, tranquilla. Chi conosceva il marito, la figlia, li ha sempre visti come persone a modo, semplici, ma persone per bene. Quindi immagino che nessuno potesse prevedere che una cosa del genere. Attimi di tensione ieri sera davanti alla stazione delle Corriere di Treviso, protagoniste ancora una volta le bande di giovani che arrivano il sabato pomeriggio in città. Pare che stavolta la lite sia scoppiata tra due ragazzine. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Ho visto solo che c'erano 8 pattuglie, tanta gente, basta. Non ho visto nient'altro perché sono uscita proprio un secondo. C'era massa di persone e poi sono andata via. Centinaia di giovanissimi che si ritrovano in centro al sabato pomeriggio e poi la zuffa, questa volta pare con protagoniste due ragazzine. È successo di nuovo ieri sera poco prima delle 19 nei pressi della stazione delle Corriere in lungo Sile Mattei. Quando scoppia il parapiglia le forze dell'ordine arrivano in pochi istanti, il centro è blindato, il nuovo dispositivo di sicurezza disposto dal questore di Treviso fa sì che diverse pattuglie, delle volanti, polizia locale e carabinieri arrivino subito sul posto a sedare gli animi tra il fuggi-fuggi dei ragazzini. I bar chiudono le porte, la gente guarda attonita ed aspetta che i gruppi di baby bulli si disperdano. Alcuni vengono identificati, altri scappano. Poi arriva il temporale, il centro si svuota, i ragazzi tornano a casa lasciando un tappeto di immondizie, un copione che ormai si ripete ogni sabato pomeriggio. Il resto della settimana è molto tranquillo, il sabato escono tutti, il sabato c'è confusione. In ospedale a Conegliano intorno all'1 di notte con un coltello nascosto nella manica della felpa, denunciato dai carabinieri un ragazzo di 17 anni. Si era presentato in ospedale a Conegliano con un coltello nascosto dentro la manica della felpa che indossava. È stato fermato e controllato all'interno del cortile del pronto soccorso dai carabinieri. Si tratta di un 17enne, il giovanissimo, che è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Ha spiegato ai militari di aver raggiunto il nosocomio per verificare le condizioni di salute di alcuni amici coinvolti in una rissa. Poco prima, infatti, nel cuore di Conegliano si era verificato un violento litigio fra giovani. Alcuni avevano dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, amici appunto del 17enne che però non ha esitato ad arrivare in ospedale armato. I militari stanno ora indagando anche sulla rissa, mentre il coltello è stato sequestrato. Cercheremo di fare il possibile, il problema è la radice, è la comunicazione che noi dobbiamo aumentare nei confronti ovviamente sia delle famiglie che dei ragazzi stessi, perché l'ospedale è un luogo di cura e quindi deve avere il rispetto del luogo di cura dove ci sono persone che stanno male e che hanno bisogno di essere tranquille senza essere disturbate. Solo 15 giorni fa era accaduto un analogo episodio nell'area dell'ospedale di Castelfranco, dove i carabinieri avevano deferito un cittadino di origini marocchine di 28 anni perché trovato in possesso di un coltello con lama di 20 cm. Un problema annoso, quello dell'ospedale di Castelfranco, spiega Benazzi, perché ci sono diverse entrate ed è facile per queste persone intrufolarsi nella struttura. Adesso abbiamo chiuso i varchi, abbiamo chiusi anche gli ultimi varchi che c'erano e abbiamo messo delle fotocamere praticamente in modo tale che i nostri, perché noi abbiamo i vigilantes possono subito, immediatamente, arrivare e fare in modo che non ci sia penetrazione nelle strutture dell'ULSS. Ed ancora cronaca, spaccano una finestra della casa a fianco e poi cercano di sfondare un muro per entrare nella tabaccheria adiacente, messi in fuga dall'arrivo dei carabinieri. È la seconda volta che accade in meno di 2 mesi. La banda del buco è tornata. Armati di mazza e piccone hanno cercato di sfondare una parete per introdursi nella tabaccheria di via Altinia in centro a Bonisiolo di Mogliano. Poco prima delle 2 della scorsa notte i ladri sono entrati nel giardino della casa attigua al negozio e da qui, forzando la tapparella e spaccando il vetro, sono entrati in casa. Sono riusciti a tirarla su e hanno rotto il vetro dietro la tapparella. Come si vede ci sono dei cocci per terra e sono entrati da questa finestra all'interno per
per il tentativo di effrazione in tabaccheria sfondando un muro sostanzialmente. La casa attualmente è disabitata, è in ristrutturazione, quindi è facile, diciamo. Cercare il muro aveva un cartongesso, aveva dei mattoncini, ma insomma sono riusciti facilmente a cercare di sfondarlo. L'obiettivo dunque era quello di sfondare il muro di confine e di introdursi nella tabaccheria, proprio come è successo lo scorso 2 agosto, quando verosimilmente la stessa banda, con la medesima tecnica, era riuscita ad entrare nel negozio. È il secondo tentativo di effrazione, il primo peraltro con esito positivo, perché sono riusciti a sfondare il muro, entrare in tabaccheria e rubare, presumibilmente dicevano, tutte le sigarette sostanzialmente presenti in tabaccheria. Nelle more è stato ricostruito il muro con dei mattoni e con una parete in cartongesso, che hanno provato per l'ennesima volta a risfondare, evidentemente sapendo bene, probabilmente erano gli stessi soggetti, pensando di trovarsi ancora al buco, e non si sono riusciti grazie all'intervento dei carabinieri allertati da vicini della zona, sono scappati prima. A sventare il tentativo di furto è stato infatti l'arrivo dei carabinieri, chiamati da un vicino di casa svegliato dai rumori. All'arrivo dei militari i ladri sono scappati attraverso il campo attiguo all'abitazione, abbandonando sul posto piccone e mazza, poi sequestrati dai militari che ora conducono le indagini. Accesa lite, complice forse anche qualche bicchiere di troppo ieri nella tarda serata in Piazza dei Caduti a Mogliano. I motivi che hanno scatenato la rabbia di un ragazzo verso un gruppetto di giovani stranieri sarebbero alcuni complimenti e sguardi rivolti alla sua fidanzata. In piazza in quel momento si stava svolgendo la sagra della Puglia. Allertati immediatamente i carabinieri, quando sono arrivati sul posto i giovani si erano già defilati. Al momento non risultano denunce. Gravi ferite per un 74enne di Silea impegnato oggi nella pedonata non competitiva dei percorsi della memoria del Vajont a Longarone. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è ruzzolato per una quindicina di metri dal sentiero 380, riportando un grave politrauma. È stato raggiunto da una squadra del soccorso alpino di Longarone che prestava assistenza alla manifestazione, dal personale medico e dal tecnico di elisoccorso. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale di Treviso con l'elicottero. Ed incidente stradale questa notte, poco dopo le 2 ad Altivole, un'auto condotta da un 25enne della zona è uscita di strada in via Piave andando a sbattere contro il muretto d'accesso di un'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i 2 giovani a bordo della vettura, il conducente appunto ed una ragazza di 24 anni. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale. Sul posto i carabinieri di Asolo. Ed ora il maltempo che tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri si è abbattuto sulla Marca, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco. Si continua a lavorare a Resana per sistemare i danni del maltempo. Questo è ciò che resta della recinzione della ditta Dea Flex, abbattuta e franata nel fossato in seguito al vento e alla pioggia fortissima. Le sponde hanno ceduto, facendo cadere oltre alla ringhiera anche un palo della luce. Ecco le istantanee delle strade trasformate in torrenti, allagato anche il municipio. E dopo Resana la bomba d'acqua si è abbattuta ieri sera su Treviso città e area a sud-est del capoluogo, sottopassi allagati, stazione ferroviaria compresa, traffico in tilt lungo la tangenziale con molte auto costrette a fermarsi nei distributori presi d'assalto, piazzali trasformati in piscine, strade in torrenti, un vero e proprio muro d'acqua quello che si è abbattuto sulla città. Chicchi di grandine ma soprattutto la pioggia fortissima hanno creato disagi e paura. Alcune auto sono rimaste bloccate nel sottopasso di Silea. Complessivamente tra il tardo pomeriggio e la serata sono stati oltre una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per prosciugamenti, rimozioni di piante ed ostacoli alla circolazione. Oltre a Resana e Treviso, disagi a Castelfranco, Altivole, Silea, Carbonera, Montebelluna e Possagno.
Maltempo che ha sferzato nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri l'intera regione. I danni più gravi si sono avuti a Borgoricco, nel Padovano, dove una vera e propria tromba d'aria, un tornado, ha detto il sindaco, si è abbattuto sul paese. Tanta la paura, alcune abitazioni danneggiate. Sul posto i nostri Chiara Gaiani e Francesco Ratai. Vediamo. Cosa è accaduto? Si è formato una tromba d'aria circa verso le 5:15 di pomeriggio e ha scaricato a terra la sua forza. Lei era proprio sotto questa tettoia? Sì, esattamente, sì. Ci racconta che cosa ha provato in quei minuti? Abbiamo solo potuto guardare perché non si poteva fare niente, nel senso di impotenza praticamente. Vedeva volare di tutto? Di tutto, man mano che veniva avanti caricava materiale e scaricava ovunque. Che danni avete avuto? Sono rotti degli alberi in giardino e la casetta si è rotto il tetto, dobbiamo vedere ancora i danni del tetto della casa e scopriremo domani col sole. Tanta paura? Per i danni sì. Lei ricorda eventi di questa natura in questa zona? No, ricordo, l'ultima è stata grandinata il 19 luglio, ma non era di questa portata. E se no, che io ricordi, no. Voi avete la corrente, ma in quest'area praticamente quasi tutti sono senza. Sì, noi abbiamo due alimentazioni diverse, lì è caduto un traliccio, quindi sono ancora senza corrente da quando è successo, noi l'abbiamo avuto dopo un paio d'ore. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con il notiziario di Treviso. Anche nella sede della prefettura di Treviso è stata disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'apertura di un registro di condoglianze per il decesso del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Da stamattina e fino a martedì, giorno della celebrazione delle esequie di Stato, il registro è a disposizione della cittadinanza nell'atrio appunto della prefettura. Ecco, state vedendo le immagini, dalle 8 alle 18. Il primo messaggio di ricordo posto sul registro subito questa mattina all'apertura è stato quello espresso dal prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha chiuso ieri sera la convention di Fratelli d'Italia parlando di riforma della giustizia e di come affrontare il problema di sovraffollamento delle carceri. Chiusa con un giorno d'anticipo, come deciso dalla Presidenza del Consiglio per non sovrapporsi con l'apertura della Camera Ardente del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, la convention di Fratelli d'Italia a Monastiera, ad un anno dalla vittoria elettorale, ha visto l'intervento finale del ministro Carlo Nordio. Il guardasigilli rassicura sull'attuazione della riforma della giustizia, che prevede tra l'altro l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio. L'eliminazione di questo reato consentirà, a mio avviso, non solo una velocizzazione dei processi, perché eliminerà una serie di indagini inutili, ma anche avrà un forte impatto favorevole sull'economia,
perché la paura della firma rallenta i provvedimenti amministrativi e alla fine rallenta gli investimenti e la certezza del diritto. Poi il ministro torna sulla questione del sovraffollamento delle carceri, vista la difficoltà, se non l'impossibilità, di costruirne di nuove. Avendo in Italia una serie di caserme dismesse che hanno le strutture che sono praticamente uguali a quelle delle carceri, cioè le mura di cinta, il filo spinato, le garrite, eccetera, per i detenuti che devono scontare delle pene residue abbastanza lievi o che comunque non sono ad alta pericolosità, possono essere con poche risorse riadattate a delle carceri, e il mio obiettivo sarebbe addirittura di far eseguire questo lavoro agli stessi detenuti, perché poi il lavoro assieme allo sport è il mezzo migliore per quella rieducazione del detenuto che è chiesta dalla Costituzione. Altro tema caldo di questi giorni è quello dell'accoglienza dei migranti. Arriva in queste ore la proposta degli albergatori del Veneto. Sentiamo. Utilizziamoli per il lavoro in albergo. Pragmatismo è la parola chiave che piace agli imprenditori del turismo veneto di fronte all'emergenza dei migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese. Impieghiamoli nelle strutture ricettive alle prese con una cronica carenza di manodopera, dice Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi Veneto e presidente degli albergatori bellunesi. Abbiamo due ordini di problemi. Il problema dell'impiego di lavoratori negli alberghi, che è complesso trovarli, e abbiamo il problema di questa immigrazione che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quindi mettiamo assieme le due cose, vediamo di far convergere questi due problemi e trovare una soluzione ad entrambi. Diverse le professionalità richieste dagli albergatori, alcune altamente qualificate come ad esempio cuochi, operatori di sala, receptionist, altre molto più semplici con una formazione di base che si può fare anche nella struttura stessa. Abbiamo lavori di facchinaggio, abbiamo lavori di lavapiatti, di sistemazione delle camere, sulle quali non c'è bisogno di una grossa esperienza. Basta perlomeno quelle che sono le situazioni basilari del capire come funziona il lavoro all'interno di un albergo. De Cassan è andato a Roma nei giorni scorsi proprio per avanzare questa proposta, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Se noi vogliamo che sta gente anche non delinqua, li dobbiamo togliere dalle piazze, li dobbiamo far lavorare, li dobbiamo far fare qualcosa. È indiscutibile questa situazione. Quindi io spero che anche la politica raccolga questo appello che faccio per vedere di migliorare la situazione, che è migliorativa e per noi imprese e per chi emigra in cerca di una miglior vita in Italia o in Europa. Violenza contro le donne, ne abbiamo parlato in apertura di questo telegiornale con il fatto accaduto a Maser. Torniamo a parlarne con un'iniziativa che è stata lanciata dal Comune di Treviso, dove è partita la raccolta fondi per sostenere i centri antiviolenza. Arte e solidarietà per sostenere il centro antiviolenza di Treviso. È partito il progetto di crowdfunding Stop Violence, processo di finanziamento collettivo che vede protagonista un'opera dipinta su un cartello stradale dall'artista trevigiano Manuel Giacometti. Lo scopo benefico è quello di raccogliere fondi per incrementare i servizi a disposizione delle donne vittime di violenza, e sui social è già un successo. L'opera in sé è unica perché è fatta a mano, però io porto avanti comunque la copia, diciamo, di quest'opera proprio per creare diffusione di massa, e fatalità siamo arrivati a quasi 1.200.000, 1.300.000 visualizzazioni e c'è stato un grosso riscontro popolare. I dati relativi ai casi di donne che decidono di denunciare la violenza e di chiedere aiuto sono in notevole aumento, da 35 a 70, raddoppiati a Treviso nei primi 8 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e la necessità di implementare i posti della prima accoglienza è diventata urgente. Grazie al Comitato dei Sindaci ULSS e alla Conferenza dei Sindaci, i comuni hanno deciso di tassarsi ulteriormente e di aumentare i fondi dedicati alla pronta accoglienza. Quindi oggi
oggi Treviso ha aumentato di 2 stanze da letto la pronta accoglienza su Treviso, perché i numeri purtroppo sono in aumento. La violenza di genere è un fenomeno ancora sommerso, è ancora alta infatti la quota di donne che non parlano con nessuno della violenza subita, non denunciano, non cercano aiuto. Il potenziamento della rete dei centri antiviolenza è quindi fondamentale. I centri antiviolenza cosa offrono? Offrono una consulenza, un ascolto, un'attività di consulenza che può essere anche una consulenza non solo psicologica ma anche legale, un orientamento a quello che può essere una informazione di quelli che sono non solo i servizi ma anche i diritti delle donne che possono esercitare e anche quelli che possono essere delle possibilità di uscire da quella situazione che stanno vivendo in quel periodo. Ancora cronaca, cane investito da un'auto finisce in un canale, salvato dai carabinieri, accaduto ieri sera ad Altivole. I carabinieri di Riese Pio X sono intervenuti appunto per l'investimento di un cagnolino di piccola taglia che era sfuggito alla padrona ed è stato appunto travolto da una vettura. L'animale è stato sbalzato nel canale a bordo strada. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia dell'Arma che è riuscita a recuperare il cagnolino che rischiava di affogare. L'animale è stato affidato alle cure dei veterinari. Andiamo ora ad Oderzo con il punto sulla situazione dei lavori relativi alla risistemazione di 6 alloggi popolari finanziati dai fondi PNRR. Stanno per giungere al termine i lavori di riqualificazione da parte di Ater di una palazzina di fine anni 70 in via Toniolo 34 a Oderzo. Un intervento che sta arrivando alla chiusura dei lavori e quindi la messa a disposizione di 6 alloggi al momento totalmente liberi. 6 alloggi per i quali è stato previsto un ulteriore intervento di efficientamento energetico e che saranno disponibili verso la fine di ottobre di quest'anno. Questo progetto è compreso tra i provvedimenti di natura edilizia finanziati anche grazie ai fondi PNRR. Questo è un intervento grosso da 860.000 euro, di cui 600 del PNRR e 200 messi in disponibilità da Ater. Interventi di questo tipo nascono con l'obiettivo di implementare la disponibilità di alloggi popolari a fronte di un'emergenza abitativa in forte aumento. Ringraziamo Ater per l'intervento eseguito. Auspichiamo che si estendano questi interventi anche sul resto delle unità immobiliari che hanno, perché chiaramente l'efficientamento e la sistemazione può portare un agio migliore a chi ci vive o chi ci vivrà. Continuano a Riese Pio X le manifestazioni in vista della Peregrinatio Corporis di Papa Sarto. Oggi è stato inaugurato il monumento che rende omaggio a Jacopo Monico, patriarca di Venezia, che nel 1835 diede una borsa di studio al giovane Giuseppe Sarto, permettendogli così di entrare in seminario. Rende omaggio alla figura di Jacopo Monico Riese Pio X con l'inaugurazione di un monumento a lui dedicato, compaesano di Papa Pio X e patriarca di Venezia. In occasione del ritorno delle spoglie di Papa Sarto, il Comune dedica un monumento nel suo centro cittadino a chi ha dato la possibilità al giovane Giuseppe Sarto di studiare al seminario di Padova e iniziare così la sua vita ecclesiastica. Per noi ricopre una doppia importanza questo momento, perché da una parte ridà un senso ad un luogo di risulta del centro storico, quasi un non luogo che prende una nuova identità e dà una possibilità di una fruizione diversa ai cittadini. Dall'altra parte ridà la giusta importanza alla figura storica principale probabilmente dell'Ottocento riesino. Anche una manifestazione come questa su Jacopo Monico fa immaginare quello che era il paese di un tempo, da un punto di vista sia religioso che di lavoro. Inaugurazione pubblica in cui si è ripercorsa la storia di Jacopo Monico, accompagnata dalla benedizione del busto restaurato.
Visto l'ambiente che abbiamo benedetto, non solo un monumento ma anche un luogo, uno spazio, una piazza, significa dare strumenti, dare luoghi perché le persone si incontrino nel nostro paese. Jacopo Monico, essendo di Riese e sapendo che c'era un bravo giovinetto che voleva diventare prete ma aveva anche bisogno di un sostegno, di un aiuto economico, ha trovato la borsa di studio nel seminario di Padova per Giuseppe Sarto, che poi diventerà San Pio X. Oggi i carabinieri trevigiani ricordano il doloroso calvario di un loro eroe, il tenente Luigi Giarnieri, trucidato dai nazisti il 24 settembre del 1944 a Crespano del Grappa. Il giovane ufficiale, che per il suo sacrificio è stato decorato di medaglia d'argento al valor militare, era al comando della tenenza dei carabinieri di Tarvisio nel 1944, quando decise con altri carabinieri di unirsi alla resistenza sul Grappa, che stava contrastando fascisti e tedeschi, venendo catturato appunto il 24 settembre di quell'anno, torturato e infine impiccato. Al tenente Giarnieri è stata intitolata la caserma, sede del comando provinciale di Treviso, e nel salone principale di Palazzo Zuccareda c'è una stele che ricorda il suo gesto eroico. Ed ora, come ogni domenica, spazio al servizio storico di Antenna 3, un servizio legato anche a quanto sta accadendo oggi. L'abbiamo visto con le ondate di maltempo che si abbattono continuamente con estrema violenza. Ebbene, già 40 anni fa gli esperti avevano previsto il mutamento climatico. Lo testimonia questo nostro servizio datato 26 settembre del 1987. Vediamo. I geologi sono un po' delle moderne Cassandre, prevedono tragedie che puntualmente accadono ma nessuno li ascolta. Se si cominciasse a tenere conto delle loro indicazioni si potrebbero evitare moltissime delle frane e delle alluvioni che si verificano e i terremoti potrebbero essere meno distruttivi. Invece niente, i geologi sono considerati allarmisti, non li si ascolta e poi si contano i morti. L'Ordine dei Geologi è riunito a Venezia, alla Fondazione Cini dell'Isola di San Giorgio, nel suo 6° congresso nazionale. Le loro denunce sono tante e pesanti. Solo 12 regioni hanno reso obbligatorie le indagini geologiche prima di stendere i piani urbanistici. Non tutte le 17 regioni che hanno comuni classificati zona sismica hanno emanato leggi adeguate. Solo 2 regioni, Molise e Puglia, hanno adottato il piano di scariche. In 3, Abruzzo, Molise e Emilia-Romagna, hanno varato un piano per la difesa del litorale. L'elenco è lungo e si potrebbe continuare. Il dato certo è che una consultazione con i geologi potrebbe evitare molte tragedie. In un ponderoso volume i geologi si sono occupati anche della provincia di Venezia. È stata esaminata l'alluvione del 1 febbraio 86. Senza dubbio l'uomo è il principale imputato. La pioggia di quel giorno fu eccezionale, ma non sarebbe stata dannosa se non avesse trovato tanti ostacoli per defluire. Vediamone alcuni: terreni impermeabilizzati con strade e lastricature, fossi racchiusi in tubature spesso non pulite periodicamente, impianti di bonifica risalenti a prima della Grande Guerra, i fossi ai lati delle strade usati come discariche, i fossi dei campi riempiti per ottenere più terreno coltivabile. I danni di quell'alluvione sono stati di quasi 20 miliardi, ma nel computo non sono compresi i comuni di Venezia, Chioggia e San Michele al Tagliamento. I geologi ci hanno tenuto molto a sottolineare che i costi per riparare i danni sono maggiori di quelli che sarebbero necessari per realizzare opere di difesa, senza contare il danno in vite umane. Lo Stato, gli enti locali avrebbero il dovere di ascoltare queste persone, esperti qualificati. Invece si preferisce a volte fare orecchie da mercante, salvo poi rimetterci in termini economici ed umani. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo per le prossime ore e il nostro meteo. Arrivederci, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo.
Previsioni per lunedì 25 settembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, possibili schiarite nel corso della giornata. Temperature in leggero aumento, minime comprese tra i 13 e i 18 gradi, massime tra i 23 e i 26 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, tempo generalmente sereno, possibili annuvolamenti durante le prime ore del mattino. Temperature minime comprese tra i 15 e i 16 gradi, massime in leggero aumento tra i 22 e i 25 gradi. Sul Trentino Alto Adige atteso tempo sereno con temperature in netto aumento, minime comprese tra gli 8 e i 10 gradi, massime tra i 25 e i 28 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,